Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova escursione. Oggi siamo a Pieve Tesino, nel cuore della Val Sugana, e oggi faremo un'escursione verso il Monte Silana. Alla cima ci aspetterà anche un bellissimo bivacco. Venite con noi e andiamo ad esplorare. Noi siamo venuti su un po' wild con il Duster e abbiamo parcheggiato qui, come vedete ci sono due posti, però giù nel paese dove trovate il primo cartello Monte Silana potete parcheggiare, c'è poi un parcheggio serio, normale, insomma. Noi siamo wild e facciamo meno strada su asfalto e più su sentiero. Troviamo subito il cartello. Allora, questo qua. Quindi sentiero 331, Monte Silana. Partenza da Prati di Silana, 1112 metri. Oggi è il 28 di maggio e scesi dall'auto c'erano 16 gradi. L'altitudine di partenza 1110 circa. Questo è, questo è 331? Sì. Di qua? E destra invece no? Direi bastoni su. Comincia ad andare su, bello deciso subito. È gluteo focus. Focus è gluteo. Il sentiero parte subito bello pendente, ma in mezzo al bosco, e qui primavera si sta molto bene. È il pisello selvatico, eccolo! Questo è proteico, si mangia in insalata. Qual è? Questo piccolo fiore viola. Vedi? Sì. Allora qui incrociamo la forestale. Adesso il sentiero per dove andrà? Di là, vedo un cartello bianco e rosso. Vai. Che fame? Dopo pochi metri di forestale continuiamo sul 331 Monte Silana. Sempre in questo Un'ora e bosco 10. di noccioli. Su! Qua tutti noccioli. Dopo aver incrociato l'ultima volta la forestale, poi il sentiero comincia a fare zig zag, tutti tornantini, per prendere subito della bella altitudine. Poi così da un secondo all'altro è iniziato a piovere. C'era il sole che ci faceva sudare un sacco fino a un minuto fa. Comunque le previsioni che noi abbiamo guardato ieri davano pioggia, infatti abbiamo l'antipioggia dietro nello zaino. Però scesi dall'auto e vedi il sole e dici bah, si saranno sbagliati. No, controllare sempre le previsioni del tempo. Apriamo qua un capitello. E si prosegue. Dopo un'ora abbiamo fatto 360 di dislivello positivo e 2 km. Non dovrebbe mancare poi tantissimo, tipo altri 200 metri di dislivello e mezzo chilometro. Quindi sarà così. Adesso ha smesso un attimo di piovere, ma c'è nuvoloso, quindi c'è ancora più freschino, si sta bene. Visto che il sentiero pende tanto e ci si accalda abbastanza, non è male. Forza, siamo vicini alla vetta. Non so se lo vedete, ma abbiamo un bel serpentello, si muove, eccolo.
Ha detto aiuto, ci sono degli umani. Stavo pestando. Vero? Sempre io pesto i bici. Attenzione. Mi dispiace. Actum, actum. Ho schivato tutte le lumachine. Dei segni, amore. C'è un tratto un po' wild. Animali, amore. Sì? Guarda, passato di qua. Oh. Andate su di qua, vedi? Ah, grosso anche. Sì. Tipo, forse cervo? Non so cosa ci sia qua. Beh, comunque uno dei che cosi lì, cos'è chi è? Aspetta, cos'è che ha detto al muse? Io dei bovidi. Poveri. Bovide. Sì, vuole un bovide. Super consigliati i pantaloni lunghi, vedete erba, zecche, eccetera, eccetera. Quindi quando fate sentieri di questo tipo, consigliate sempre i pantaloni lunghi. Allora, l'ultimo pezzetto è a Tornantini, lì vediamo una specie di radura, vediamo se siamo arrivati. Ci sarebbe qui del panorama, se non fosse troppo brutto tempo. Seguiamo sempre i nostri segnetti lì sopra. Vai, vai. Oh, da qua sì che c'è il panorama. Sì? Bellissimo. Arrivo, arrivo. Che paese è quello sotto? Andiamo su. Oh. Sopra il panorama. Wow! Vero amore? Siamo arrivati alla cartellonistica. Alla cartellonistica. C'è anche una casetta qua vicino. Oh! Mi dai il cellulare. Cosa c'è? Oh, si è spostata. Aspetta, Marcellina? aspetta, guarda che bella. Vediamo se ci riesco ad andare vicino. Aspetta. È andata. Comunque guardiamo il cartello. Monte Siliana, vedete? 1635, casetta, eccetera. Andiamo lì sopra che c'è la croce. Anche il GPS si dice 1634, quindi il cartellone preciso con l'orologio questa volta. 1 ora e 40 perché aveva fatto 10 minuti di pausa, 2 km e 800 metri. E piove. 537 di dislivello e siamo arrivati a piove. Andiamo a coprirci. Va sotto l'imo. No, andiamo per di qua. Là. Ok, no, piove troppo. Cioè, diluvio. Comunque dobbiamo andare. Ah, che si vede il bivacco, amore, andiamo, dentro il bivacco. Ah, ok. Allora, vediamo il bivacco, diluvia e corriamo dentro. Via, via, via! Vediamo se il bivacco ci salva. Guarda che bello! Guarda che giro la telecamera. E lo faccio un po', anche se non è stabilizzato. Corriamo dentro. E andiamo a ripararci. Vediamo se è aperto. Wow! Super! Arrivati! Bivacchino Tour! Yeah. Ti piace amore intanto? Insomma, Intanto c'è un profumo di resina, di legno fresco e poi è stupendo. Panca, fuori ci sono anche le panche per mangiare fuori, tavolo, sedie, stufa bellissima c'è una stufa qua, e cucinetta. c'è anche un po' di legnetti. Ci sono anche un po' di attrezzini, la spugna per lavare, il sale, i tagliari bellissimi. Più bella è casa mia. Super moca, la diavolina lì nascosta, canovaccio, finestra. Un po' di coltellacci, E stracci. il libretto qua, è 2022.
E va l'ultima visita, che è il 21/5, una settimana fa. Adesso che ha smesso di piovere faccio vedere che fuori c'è anche la panca. Sta ricominciando a piovere, va bene, comunque. Altra panca. Là c'è la croce di vetta. Qua c'è un piccolo capitellino, che bello. Piccolo capitello. E altra legna. Non ho visto robe per tagliare la legna, ma carino. Non c'è posto da dormire, ma e non c'è acqua. Stupendo questo bivacchino, lo chiamiamo bivacco Monte Silana perché non c'è proprio un nome, quindi come vuoi chiamarlo? Tana del cinghiale. Tana del cinghio. Mi metto qua sotto al coperto, è carino. Ah, è troppo bellissimo, troppo bello. Ci ripariamo qui per la pioggia e per il pranzo. Andiamo a mangiare. Siamo arrivati proprio giusti perché amore, vuol dire che diluvia e piove più. Comunque un secondo fa diluviava, adesso piove più. Sì, piove, però insomma. Arrivati giusti con il diluvio a ripararci qui nel super bivacco che ci salva la vita, vero? Mentre le persone normali cosa portano? In esclusiva. Dimmi. Cosa hai portato? Ready to eat. Un avvocato. Avocado. Avvocato. Allora, il menù di oggi cosa prevede? Facciamo una sorta di avocado toast, però con le uova sode. Già sode, cioè invece di fare la frittata, ma beh, adesso facciamo. Stiamo preparando qua tutto sulla tavola, abbiamo il fornellino e super mocha, sto giro gigante, perché abbiamo bisogno di tanto caffè. Caffè, pentolini vari, allora pizzette. Uova. Ho già sbucciato le uova. Bene! In un secondo, come mai? E poi avocado avocado. e pane fresco preso in panificio da Didi stamattina. Didi sponsor. Sponsor Didi, siamo sempre da voi. Non guardano neanche i nostri video poi, Li taggerò. nei video. E poi abbiamo dei crackersini qua rossi e dei imitazioni di Oreo. Ma c'è anche della frutta secca, Il formaggio. era così grosso, Hai tagliato te. era del grana e basta. Fabio, quando faccio le cose belle non mi raga, come si fa? Si scapotta tutto l'avocado. Questo qua è particolarmente grosso, moriremo. Ma tanto Fabio ha fame. Si spolpa, deve essere maturo, pronto da mangiare. Poi si condisce con del limone che non abbiamo, ovviamente. Insomma, il limone ci siamo scordati. Il limone. Non fare il limone, sì. Sale, pepe. Abbiamo qua il nostro kit, c'è sale, pepe e peperoncino. Ok, peperoncino. Vabbè, no. Power. Pepe macinato da stamattina, Fabio che sta arrotito tutto il giorno. Sale, a pioggia. Pioggia. Adesso Schiacciamo. Insomma, schiacciamo. eccolo qui schiacciato. Tanto sto preparando base di pane, uova tagliate, grana a fettine. Yeah. Ecco tutto pronto e buon appetito. Il piattino da re. Buon appetito. Top. Ho preferito tagliarmi il pezzettino e mangiare al tipo cicchetto veneziano. Cicchettino.
fruttina secca e simile oreo. Mi sento bene? È freschino. Ah, come fuma il tè? Ah sì, abbiamo fatto un tè intanto Perché la Jenny muore. già bisogna scaldarsi un po'. Guarda qua il fumetto del caffè, il rumore, questo è paradiso, vero già? Andiamo a versare il coffee. Oh. Aspetta, andiamo sulla toia di uomo. Sul tagliere era meglio. Mettiamo qua. Ma l'ho già incollato. Buon caffè! Allora, buon caffè! Cos'è che hai? Basta ridere, cos'è che c'è successo? Non mi sono accorto di niente. No. È uscito anche un po' di bel tempo, di sole. Ci sediamo io per il caffè? Sto sperando nel sole, durato poco. Che spettacolo. Sfruttiamo il momento del caffè che c'è il sole per fare un piccolo tratto fino alla cima, così andiamo insieme a dare una stizzata. Il passaggio qua è un po' così, e qui arriviamo a una croce un po' così. Comunque sì, qui è il punto più alto del monte Silana, guardate, con un bivacco sullo sfondo e già che passeggia. Qui troviamo anche una panca per contemplare il panorama stupendo, cioè, vi piace? Ai posticini che vi portiamo. Rifà? No. Ah, più avanti. Cos'era? Lì. Karate Kid. E com'era caratteristico? Sì, avanti così. Poi salta e cambia gamba. No, facciamo finta che abbia saltato. Abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, infatti c'è scopa e paletta lì per tirare su tutte le immondizie, perché altrimenti vengono i topi e toppano. Comunque su Top Advisor quanti toppi diamo qua? Meno 0 topo? No, uno. No, non c'è uno. uno. C'era dei punti. Insomma, un topo è poco, cioè è quasi top. È quasi top. E tutto pulito in ordine, tutto chiuso, poi chiudiamo bene la porta e Ricordatevi sempre di chiudere benissimo la porta, perché qua gira di tutto, fauna selvatica, insomma vengono qui e rosicchiano, insomma non va bene. La casa loro è quella del bosco, la nostra è questa, e le teniamo separate. in sicurezza. Andiamo e torniamo indietro. Ciao. Il tempo è bruttissimo, adesso vediamo quanta acqua prendiamo. Ecco. Giù veloci. 0,50. Sì, si può andare giù anche per di là, però non si fa un anello perché si va giù dalla parte nord della montagna, poi bisogna fare un sacco di strada per tornare a Pieve Tesino. Andiamo giù per qui, per dove vedete la vista, insomma. Guardate, super vista. Ma ascolta, ma è sempre stato così chic? Sì. Sì. Vedete sempre 3,31. Giù. Wow. Si è accorta già è ora come è pendente andare giù? Voglio morire! Ma cos'è? Comunque qui c'è una grotta che adesso andiamo a ispezionare prima di scendere. Oh.
davvero una grotta. No, io non vado dentro. Magari c'è qualche bestia che dorme. Giù, giù, giù. Oh! Ma farti una foto? Rolling pigna soprattutto. Sì, qui. Siamo scesi da qui, la strada andrebbe di qua, ma in questo tornantino c'è un altro sentiero e là c'è tutta la montagna che è venuta giù, quindi andiamo a dare un'occhiata qua, un po' di esplorazione, vai già. No, è solo caduto. Abbiamo trovato qui Dai, un lì si sentiero vede. grosso, forse c'è un po' di vista, andiamo a dare un'occhiata. Sì. Sì? No, Questo sentiero. sicuramente è un sentiero dismesso, si interrompe qua. Io non vado a vedere, vai te, ho paura, ma che senso? Qui Stai c'è attento. un bel tronco che dice fermati, infatti qui va giù tutto. Guarda che roba, Porca miseria. qui è andato giù tutto. Vieni via da lì, per favore. Sì, sì. Non vieni io, per favore, amore. Cadi. Guarda che roba. Io esco. Mamma mia, e poi secondo me va giù in continuazione qua. Tipo adesso torniamo indietro. Sì, sì, adesso torniamo indietro, qua c'è un po' di panorama. Andiamo amore, dietro, torniamo nel nostro sentiero. Siamo praticamente quasi alla macchina. Già aspettami un secondo. Bravissima, aspettami. Ciao! La stessa pigna. Yeah. Rolling pigna, no, perché sono scivolata io. Amore, siamo in un posto brutto, ti puoi fermare nel dritto? Scusami, sai. Uè. Siamo ritornati al cartello iniziale. Aspettiamo già che sbuca dal. Non senza difficoltà. Ah dai. Scivolato 3 volte. Escursione di oggi. 6 km in totale tra andata e ritorno. Un'ora e mezza a salire e un'oretta a scendere. 560 era di dislivello positivo. In mezzo al bosco. Aspetta un attimo, ma questo cos'è? Fabio è diventato terreno Un per tu- i semi, capito? un tu- Portiamo a casa una quercina qua. Sono un tutt'uno con la natura. Mi è torbato, mi è. Questo è il Non so tuono. se lo sentite, ma c'è il tuono, quindi ci muoviamo a andare in macchina che è qui a pochi metri. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un bel like qua al video per darci supporto e ci vediamo alla prossima escursione. Alla prossima. Ciao!